OP Trapani Isole Egadi ci è arrivato della palamita. È un pesce un po' selvatico, cioè di gusto forte. Proponiamolo in un modo diverso, perché con Paolo proponiamo dei piatti gourmet con pesce povero. Paolo. Grazie Giuseppe. Quindi ho giocato, come si vuol dire, con un pizzico di cucina gourmet, ma attraverso dei prodotti che possono risultare ovviamente della cucina fusion, quindi dal topinambur allo zenzero, poi giocando anche con le spezie arabe, quindi la curcuma, e poi ho utilizzato anche delle nocciole piemontesi. Ovvio che se abbiamo quelle dell'Etna, ben venga. Cosa farò oggi? Mi sono portato avanti andando a sfilettare la palamita e quindi creando due piccoli lingotti, quindi proprio dal filetto ho fatto i lingottini. Quindi il primo passaggio che andrò a fare, ho sbollentato e poi in salamoia e quindi i cuori di carciofo, che andremo a creare questa salsa di carciofi, no? Quindi andrò a inserire nel beker questi proprio quarti di carciofo, andrò a mettere un goccetto di olio extravergine d'oliva, andrò a mettere della crema di latte al 38%, un po' di sale, sì, bravo, sempre al solito, poco. Vai al mixaggio, quindi crei questa salsa e io nel frattempo andrò. Meraviglioso. Perfetto. Benissimo. Perfetto. Sì, poi tanto la vado a smollare io con un altro po' di crema di latte. Perfetto. Quindi la nostra salsa di carciofi è pronta. Andrò a tostare, perché ricordatevi, tutto ciò che è frutta secca si deve prima tostare per avere ovviamente i loro oli essenziali che possono essere e andare a conferire un sapore maggiore. Quindi granelle e nocciole, che ci servirà insieme al sesamo a creare il classico mantello. Quindi la nostra frutta secca è pronta. Andrò a mettere, perfetto, ok. Poi Giuseppe si è portato avanti accendendo il nostro olio di girasole altoleico, che andremo a creare delle patatine, proprio delle pie, attraverso il topinambur, quindi questa patata particolare. Nel frattempo io andrò a utilizzare nella stessa padella dell'olio extravergine oliva, dove andrò a, in questo senso, appiastrare leggermente i nostri lingotti. Avete sentito il rumore? E ho fatto un filetto senza pelle e uno con la pelle. Quindi perfetto. Se vuoi puoi mettere a 1000. Queste patatine ci daranno e conferiranno croccantezza, poi perché vado a sovrastare i nostri lingotti con queste patatine che danno sapore e croccantezza. Ancora no. Spegni. Perfetto. Non metterò sale, ma lo metterò soltanto alla fine, in quanto il sale è idroscopico e quindi evito di far ammorbidire ulteriormente la nostra chips. Quindi man mano giro il nostro pesce, darò una cottura omogenea. Per dare la cottura, essendo che il lingotto ha un suo spessore,
favorisco la cottura girando e giocandoci con il coperchio, quindi che andrà addirittura a penetrare all'interno, al cuore. L'importante è che raggiunga i suoi 72 gradi e così rimane succulento e cotto nello stesso tempo. Nel frattempo mi sono portato avanti, ho fatto con del prezzemolo fresco una clorofilla, quindi che Giuseppe ha addensato, e quindi con la clorofilla del prezzemolo ha creato questa bellissima salsetta che darà freschezza, quindi non c'è colorante ma è proprio la clorofilla del prezzemolo sbollentata un 30 secondi, poi messa in acqua e ghiaccio, passata e addensata leggermente con un po' di crystal maize, quindi questo amido cerato che ci permette di lavorare sia a freddo che a caldo. Il nostro pesce è pronto. Perfetto. Vado all'impiattamento. Ho spento la nostra piastra, metterò un filo di olio Evo. Dopo averlo oliato bene, metterò nella nostra frutta secca a panare senza l'utilizzo di albume ma tranquillamente naturale per come potrebbe essere. Perfetto. Quindi andrò a mettere il nostro bellissimo salsetta di carciofi naturali al centro. Poi con la nostra pinzetta poggerò il nostro lingotto di palamita, una sfellina di anice stellato per la profumazione, qualche patatina di topinambur, così che andrà a dare la parte croccante alla nostra palamita. Ok. Benissimo. E per completare un giro di clorofilla di prezzemolo io penso che cosa potrebbe mancare? Un po' di verde ancora? Ci giocherei così di finocchietto selvatico, così a dare proprio l'impressione di qualcosa di bello, di carino, di naturale, che va. E quanto abbiamo speso per questo piatto? Allora, nella fattispecie, in questo bellissimo piatto, oltre che buono, abbiamo all'incirca 2,85 € di food cost, quindi di costo passo. E a questo punto, buon pescato siciliano, buon appetito. Giuseppe, Abbiamo finito. Abbiamo finito.